Tentata rapina in pieno centro a Vicenza, il bilancio è di una persona arrestata dagli agenti delle volanti della questura. A lanciare l'allarme i dipendenti di un negozio di Piazza Castello per una colluttazione tra un uomo che aveva rubato vari oggetti e un addetto alla vigilanza. Arrivati sul posto, agli agenti veniva segnalato quest'uomo seduto sulle scale interne del negozio che cercava di divincolarsi e fuggire. L'addetto alla vigilanza invece raccontava di conoscerlo già, 38 anni, nato in Marocco, in passato aveva rubato altra merce, stavolta lo aveva sorpreso a impadronirsi di alcune confezioni di profumo e uscendo senza pagare aveva fatto scattare l'allarme antitaccheggio. Per questo, accompagnato in questura e accertato il valore della merce, alcune centinaia di euro, è stato arrestato e trasferito in carcere, anche perché risultava irregolarmente in Italia e già segnalato numerose volte per reati contro il patrimonio e per stupefacenti. Il giudice ha poi confermato la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.